Regione del Veneto, tra la terra e il cielo. Ben ritrovati a ore 13 e ben ritrovati a Benveneto, ancora per parlarvi di territorio. Territorio che è una risorsa inestimabile, come abbiamo detto moltissime volte, non è delocalizzabile ed è proprio questa la sua importanza. Il territorio ce l'abbiamo, lo dobbiamo proteggere, lo dobbiamo valorizzare. Valorizzare anche e soprattutto attraverso la conoscenza di quel che offre, conoscendo le leggende, la storia, le culture, le innumerevoli tradizioni che si sono stagliate in questo territorio e che altrimenti andrebbero perse e dimenticate e sarebbe naturalmente un peccato. Oggi parliamo, in compagnia dei miei ospiti, di Prealpi Trevigiane. Prealpi Trevigiane che sono ricche di tutti questi aspetti che abbiamo detto, storia, cultura, territorio, tradizioni, sono ricche di sentieri che ben si prestano ad escursioni, appunto a scoprire anche quello che appunto il territorio ci può offrire e oggi vogliamo proprio capire quelle che sono le caratteristiche fondamentali di queste valli e vogliamo anche sapere che cosa si trova all'interno di queste valli, qual è la storia, quali sono le persone che si incontrano e chi meglio di chi conosce a fondo e come le proprie tasche queste valli ce lo può raccontare. Vi presento i miei ospiti che abbiamo in studio oggi. C'è Giovanni Carraro, scrittore ed esploratore, ben trovato anche a lei. Mariano Lio, scrittore e appassionato di usi e costumi popolari, ben trovato. Antonio Della Libera, geologo, ben trovato anche a lei. Ricordo ai nostri telespettatori che siamo rigorosamente in diretta, aspettiamo le vostre telefonate per sapere anche voi cosa ne pensate di questo nostro meraviglioso territorio, in particolare delle Prealpi Trevigiane. Il numero lo vedete, è in sovraimpressione ed è lo 0422 1626 798. Allora, comincio proprio da Giovanni Carraro, grande appassionato di montagna. Da dove nasce questa passione? La passione nasce da Pieve di Cadore, perché sono nato in Cadore, quindi immaginate da quando ero bambino vedevo sempre queste rocce, queste Dolomiti. Ho cominciato a girarle tutte, più o meno, e poi mi sono spostato nell'ambiente bellunese fino a fine degli anni '80 e per motivi professionali poi mi sono spostato prima a Conegliano, poi a Susegana. E immaginate per un bellunese cosa significava non vedere più queste crode delle Dolomiti, ma vedere colline erbose. Vedevo questa dorsale prealpina e in un certo senso mi sono anche un po' agitato perché non avevo più sott'occhio i miei sentieri che erano veramente i miei compagni di avventura. Però un po' col tempo ho cominciato ad esplorare queste bellissime vallate, ho visto dei panorami straordinari, soprattutto la possibilità di vedere a 360 gradi la provincia di Belluno e quella di Treviso, che non è facile avere questi scenari. E poi con il tempo ho messo via un sacco di informazioni perché si vedevano borghi dimenticati, borghi che poi sono stati anche rimessi in sesto e poi qualcuno qui in studio ce lo spiegherà meglio. La mappatura non era così dettagliata, per cui a fine della giornata, a fine escursione, mi annotavo su un brogliaccio quello che andavo a fare, tante fotografie, poi è arrivata l'era del GPS, e cosa fare di tutto questo materiale? Ho fatto dei libri. Ecco, ma Giovanni, la sua passione per la montagna l'ha portato appunto poi a scrivere numerosi libri. Quanti ne ha scritti? Beh, allo stato attuale 2, per cui è nato prima questo libro che è Riscoprire le Prealpi Trevigiane. È stato un libro quasi fatto per scommessa perché ho detto proviamo a bussare un editore, Ediciclo ha creduto in me ed è nato appunto quest'opera. Una scommessa fino a un certo punto perché ha avuto un certo successo. Sono fiero di dire che dopo 3 anni è giunta alla terza ristampa e è diffuso in oltre 7.000 copie e qualcuno mi diceva ma perché non hai raccontato anche quei sentierini secondari che nascono dietro la chiesetta, ma perché non mi hai parlato della valle di Segusino oppure del Cansiglio sud-occidentale? E allora è nato il secondo libro che mi ha dato ancora più soddisfazioni, I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane. Vado a raccontare anche aree supplementari, per cui ho una copertura totale attualmente delle Prealpi. Dico sempre,
invece di pensare solo alle tre cime di Lavaredo, al Pelmo, al Civetta, pensate anche durante il transito in autostrada che c'è il Visentin, che c'è questa magnifica dorsale prealpina, perché non sono quei sentieri che tutti pensano, magari Rifugio dei Lof, Pian delle Femmine, Visentin, Pianezze. Ci sono 804 chilometri di sentieri, quindi da qui fino oltre Napoli, camminando su sentieri. Un grande lavoro di ricerca, quello che lei ha fatto. Ho consumato tante scarpe, questo sì. Ecco, queste prealpi trevigiane, cosa si intende? Che territorio che va da dove a dove? Come le possiamo definire? Sì, il territorio è ben localizzato, quindi si va dalla stretta di Quero, zona di Segusino, fino a Sella di Fadalto. In realtà poi c'è una parte sud-occidentale del Cansiglio, che è quel bellissimo altopiano di origine calcarea, che guarda verso la pianura trevigiana. Anche quella è una parte che è facente parte appunto della dorsale prealpina. E poi ci sono tutte le colline subprealpine, quelle che vanno verso l'area vitivinicola di Valdobbiadene, l'area del Felettano, fino a Susegana, che è la mia terra di residenza, dove ho raccontato molto attentamente tutta la rete sentieristica, grazie anche un po' alla collaborazione con i Conti Collato, perché è tutto territorio di loro proprietà, quindi bisogna anche stare un po' attenti e chiedere permesso quando si va a camminare intorno ai loro resort. Comunque è una terra anche quella molto interessante. Poi ne parleremo magari anche con l'esperto di turno che avremo qui. Antonio Della Libera, un'area molto vasta, che non è alta montagna ma non è neanche pianura. E allora come si è formata quest'area delle prealpi? Partiamo da un'idea fondamentale, che il territorio è vivo e quindi in continua trasformazione. Nel nostro caso queste trasformazioni si possono collocare in una storia di 50-60 milioni di anni e questo territorio si è evoluto, si è trasformato per via di due forze che hanno agito su di esso. Una esterna, per esempio l'acqua che scava le valli, che modella il paesaggio, ma soprattutto una forza più misteriosa, quella interna, quella che ha compresso le rocce che una volta si trovavano in un ambiente e le ha sollevate, in un ambiente marino e le ha sollevate, le ha ripiegate, e che questa forza sia ancora presente oggi lo dimostra un fatto che purtroppo tutti conosciamo, i terremoti. La nostra area è una delle aree più sismiche d'Italia, o tra le aree più sismiche d'Italia, il che è l'indice che le sollecitazioni, diciamo così, legate allo spostamento delle masse della crosta terrestre, nel caso nostro della placca africana verso quella europea, questa convergenza ha prodotto il ripiegamento e continua a produrre il ripiegamento. Quindi... E le montagne salirebbero ancora se l'erosione non provvedesse a demolirle giorno dopo giorno e quindi a stabilire un equilibrio dinamico tra le forze che costruiscono il rilievo e quelle che lo demoliscono pian piano, e proprio da questo scontro tra forze nasce la caratteristica morfologica, gli aspetti così interessanti delle prealpi. Quindi un'area molto molto variegata. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Scusate, io sono Adriana. Buongiorno Adriana. Buongiorno. Una cosa particolare, vorrei mettere a conoscenza che noi qua nella zona abbiamo, senz'altro lo conoscono, il gruppo Montello. È un gruppo che tiene aggregati varie persone da Treviso, Castelfranco, Vittorio Veneto, Venezia, e si radunano, cioè fanno delle gite meravigliose, fanno quelle passeggiate che poi fra l'altro si dividono perché ci sono quelli più bravi a camminare e quelli meno bravi. È un gruppo meraviglioso, quello non scrive libri ma te li fa vedere subito sotto il naso, diciamo. Grazie mille. Adriana, insomma ci sono molte persone che partono alla scoperta del territorio. Mariano Lio, cultura della montagna, una cultura molto molto sentita, ricca veramente di moltissimi aspetti, è così? Sì, io da appassionato di usi e costumi tratto la montagna in maniera diversa dai miei colleghi, nel senso che Carraro l'ha più percorsa con le sue scarpe da ginnastica, il dottor Della Libera, geologo, approfondisce come si sono formate. A me piace la frequentazione, nel senso
la presenza dell'uomo in queste montagne. Quindi quando durante le passeggiate che si fanno generalmente in montagna, intendendo anche la montagna quella non dei 2000, dei 3000 metri, ma anche meno, si incontrano continuamente dei segni degli edifici, dei muretti, delle lame, quindi quelle pozze dove abbeveravano gli animali, terrazzamenti, quindi dei segni che magari in mezzo al bosco inizialmente non si capisce a cosa si riferiscono, e invece sono dei segni inequivocabili che c'era una certa presenza, una presenza diffusa e per tanti mesi durante l'anno, dalla primavera all'autunno inoltrato, perché l'economia in gran parte delle nostre prealpi si svolgeva proprio in queste colline che adesso un po' abbandonate, un po' il bosco se ne è riappropriato e quasi non si capisce più che senso aveva una volta. Infatti la montagna forse per un lungo periodo è stata soggetta appunto all'abbandono da parte delle persone, degli abitanti. È ancora così oppure no? Beh, diciamo che le malghe storiche esistono ancora, però sicuramente non sono più nel numero di una volta. Le malghe effettivamente rappresentano l'aspetto economico più importante della montagna, però poi c'è la questione più strettamente turistica dello sci, attualmente dei percorsi mountain bike, le ipovie. C'è un po' di ritorno effettivamente alla natura e anche alla montagna. Per fortuna, insomma, perché è un direi peccato proprio di sì. che queste montagne, che questi luoghi meravigliosi rimangano senza il passaggio dell'uomo. Giovanni Carraro, quante personalità ha incontrato lungo le sue ricerche, lungo le sue innumerevoli passeggiate? Giusto dire personalità, perché non sono persone ma sono personalità, dall'esperto escursionista, l'esperto geologo, l'appassionato degli usi e costumi, l'appassionato di botanica. Io inizialmente andavo sempre da solo a camminare, sono sostanzialmente un camminatore solitario, un lonely walker come qualcuno mi ha citato. Però poi ho avuto la necessità di andare a scoprire che cosa voleva dire quella chiesetta campestre che ti si trovava davanti al sentiero, oppure Stramare, un borgo così affascinante. Qual è stata l'origine? Quindi andare a bussare alla porta di Mariano Orlio, leggere il suo libro, mangiarmelo, quel libro lì, che mi ha fatto veramente, mi ha aperto dicevo prima, mentre aspettavamo, che mi ricorda mio nonno Dorino, quando mi portava in stalla a vedere le sue mucche. Poi le cose si sono perse perché è diventato vecchio, poi è morto, poverino. Però sono tutti quegli argomenti che una volta avevano un grosso valore, l'economia domestica era fatta in una certa maniera e poi si è perso tutto con i telefonini, i social media e chissà cosa possiamo citare per raccontare appunto l'evoluzione nostra, ma ci sono dei valori molto importanti alla base. Quindi ho conosciuto tantissime persone. Con questi due libri sono arrivato a oltre 150 persone, tra esperti, tra camminatori, tra escursionisti, tra rappresentanti degli enti pubblici, perché anche lì ci sono i sindaci che camminano, per esempio. E questo mi è servito per arricchirmi innanzitutto me stesso come cultura e poi trasferirlo nella scrittura, perché oltre al racconto del sentiero io vado a raccontare tutto ciò che si incontra. Giovanni Carraro, un territorio che ha cominciato a conoscere, a esplorare con la curiosità di approfondire qualsiasi cosa si trova davanti. Sì, sono curioso di base, io quindi vedevo un muro medievale, lo imprecavo perché magari mi faceva cadere, andavo alla ricerca di cercare di capire appunto le origini storiche chiedendo all'archeologo. Oppure camminando ogni tanto si impreca perché c'è il sasso che cade, attenzione sasso, tipico, no? Per le escursioni del CAI. Però non sappiamo magari che quel sasso può essere non solo sasso, ma magari biancone, dolomia, calcare di Fonzaso, qualsiasi tipologia di roccia magari che caratterizza le nostre montagne dolomitiche. E una cosa molto importante, che magari adesso ce lo spiegherà il dottor Della Libera, è che la dorsale prealpina che noi guardiamo dalla pianura trevigiana non è una serie di colline, ha un'ossatura che è esattamente uguale
alla dorsale Coppolo-Pelf che troviamo a nord della Val Belluna, quindi già territorio dolomitico. E quindi quando io poi andavo a chiacchierare col dottor Della Libera, mi raccontava appunto quali erano le origini di queste porzioni delle Prealpi. Ad esempio nel Fadalto troviamo una tipologia di rocce che possono essere il calcare del Fadalto o il calcare del Vajont. Guardando i famosi crêpe che si affacciano dal Visentin verso la Valle Apesina, il crêpe dei Stiligher, il crêpe del Fadel, il crêpe de Gato, oppure anche il Crodon del Gevero, che è quella caratteristica roccia sopra il rifugio dei Lof, quello ho scoperto che è calcare selcifero di Fonzaso. Allora, prima di andare a capire quali sono appunto le caratteristiche, le originalità di questo territorio, anche dal punto di vista geomorfologico, abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Chi parliamo? Dalla Spada, Vittorio Veneto. Buongiorno, ci dica. Sì, io sono un concittadino del professor Della Libera, ex sindaco, e volevo fare, di Vittorio Veneto, volevo fare una domanda a Carraro, 2 domande in particolare. Allora, non so, proprio ieri sera leggevo, sapendo di questa trasmissione, i sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane. Non so se, mi pare al capitolo 20, si parla dell'Antares. Non so se lei sa che noi abbiamo un storico a Vittorio Veneto, un certo Carlo Forin, che ha un'idea un po' diversa della citazione Antares. E in particolare lui dice che Antares, che deriva dal Sumero, è più che altro i sentieri profumati dell'alto cielo, che differisce un po' dalla sua idea. Un'altra cosa, volevo chiedere, poi chiudo, noi siamo dei camminatori che stiamo ripristinando i percorsi, sempre sul Monte Altare, delle acque solfuree di Vittorio Veneto. Io la butto lì, io vorrei, quando sarà possibile, poter parlare con lei, signor Carraro, per eventuale una piccola collaborazione su questi percorsi delle acque, che in parte riprendono anche i suoi sentieri tracciati. Diciamo. Noi intanto la ringraziamo per la sua chiamata, poi provvederemo a metterla in contatto con Giovanni Carraro. Insomma, abbiamo trovato un lettore del suo libro. Sì, mi permetto di sottolineare. Prego. Però che all'interno del libro ho citato proprio quanto dichiarato dal dottor Forin, che è stato il mio consulente. Quindi Antares è una contrapposizione tra cielo e terra secondo la teoria sumero-accadica. Poi ci sono altre teorie che la riconducono ad altare vero e proprio di qualcosa di religioso, perché lì c'è stato un insediamento, c'è stata una basilica paleocristiana durata per oltre 1000 anni. È un po' complicata la faccenda dell'altare. Insomma, poi abbiamo capito, discuterete di questo col telespettatore. È già la seconda telefonata che ci sono questi gruppi che si fanno promotori per scoprire il territorio, per andare a camminare, e io sono disponibilissimo ad appoggiarli. Allora, sentiamo il geologo, il dottor Dalla Libera, perché abbiamo nominato alcune tipologie di rocce. Quali sono quelle prevalenti su questi territori? Allora, diciamo subito che tutte le rocce sono di origine sedimentaria, cioè derivano da sedimenti che si sono pietrificati, sono diventati rocce nel tempo, e questi sedimenti sono materiali depositati in ambiente marino. E qui va fatta una grossa distinzione, cioè la parte dove oggi si sviluppa la dorsale Cesen-Col Visentin in origine era un ambiente di mare profondo. Mare profondo vuol dire 800-1000 metri di profondità, mentre procedendo a est, cioè verso il Cansilio, entriamo in un ambiente di piattaforma dove a un certo punto addirittura si sviluppa una scogliera simile alle attuali scogliere dei mari del sud, nella zona di Candalia e così via. Quindi questo è l'ambiente originale. Ecco perché dentro queste rocce sedimentarie noi troviamo dei fossili, cioè degli organismi tutti provenienti da un ambiente marino. Allora nella zona del Visentin, che è figlia del bacino bellunese, troviamo fossili di mare profondo, mentre se ci spostiamo in Cansilio, Col d'Ischios per esempio, troviamo fossili tipici di scogliera, cioè di mare poco profondo. Ecco, questo è il punto di partenza, l'origine, e quindi quando noi viaggiamo con queste idee in testa, cerchiamo di cogliere nei vari punti del nostro percorso questi elementi, quindi i fossili, eccetera. Poi l'altra cosa interessante, ho parlato di origine
sul mare. Oggi ci troviamo il Col Visentin 1663 metri di altezza, quindi vuol dire che le spinte sono state notevoli, questo fondo è stato inarcato, sollevato, e lo si vede bene dagli strati che, anziché essere orizzontali come dovevano essere in origine, nel momento del loro depositarsi, sono variamente inclinati, addirittura quasi subverticali sopra la valle del Soligo, a dimostrazione che la spremitura ha creato queste enormi pieghe che noi chiamiamo sinclinali o anticlinali e che comunque chiunque può ammirare, sono la testimonianza appunto di questa vicenda che continua di trasformazione geologica dell'ambiente. Mariano Lio, era difficile insediarsi in questi territori? Allora, gli insediamenti avvengono sempre perché si ricercano le cose fondamentali per sopravvivere e per la sussistenza, quindi il più spesso delle volte si cerca l'acqua, ad esempio. Stramare, ad esempio, che è un borgo, un piccolo borgo a 420 metri, i primi insediamenti sono arrivati proprio perché l'acqua era perenne e quindi idonea a fermarsi. Quindi una famiglia probabilmente di carbonai arrivati dall'Istria, attirata dall'acqua e dai boschi, si è fermata e ha cominciato questo piccolo insediamento. La curiosità, ad esempio, di questo insediamento è che tutti gli abitanti fanno Stramare di cognome, e qui prima parlavamo di curiosità e di passione. Vedendo un borgo di una cinquantina di case, tutte le famiglie Stramare di cognome, viene naturale diventare curiosi e cercare di approfondire. Prima di cercare di approfondire abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Lina Mastrapasqua. Buongiorno signora, ci dica. Io volevo chiedere allo scrittore, signor Carraro, i titoli dei libri, perché io sono un'ex appassionata di montagna, purtroppo adesso data anagrafica non posso più permettermelo, ma ho sentito i titoli, cioè so che ha scritto 2 libri e vorrei comprare, sì, adesso non li vedo perché ho tolto la voce al televisore, i titoli e adesso non ci vedo neanche. Signora, li sta vedendo, prenda nota perché insomma sono molto molto interessanti. Intanto noi la ringraziamo per la sua telefonata, intanto che Giovanni continua a mostrare i libri. Ritorniamo a parlare di Stramare per un attimo, perché se non sbaglio ora è un borgo disabitato. Lei si sta occupando di farlo rivivere in un certo senso. Diciamo che assieme a un gruppo di appassionati e di volontari, in parte proprietari di queste seconde case, ogni anno diamo vita a degli appuntamenti che si svolgono durante tutto il periodo dell'anno, dal Natale al periodo estivo. E in questo modo la gente si è riavvicinata al borgo e le piccole dimensioni, il fatto di avere una piccola piazzetta con una chiesetta a base circolare che può contenere al massimo 40-50 persone, crea quell'atmosfera di cui la gente ultimamente ha bisogno, quella di ritrovarsi, di condividere così quasi fisicamente un luogo che ha effettivamente un suo fascino. È una specie di filò. Il borgo in fondo era una forma di famiglia diffusa perché tutte le famiglie erano legate da parentela. Una volta la famiglia si allarga, arrivano i figli e cosa succede? C'è bisogno di costruire ancora una casa. Si approfitta del muro in comune, se ne aggiungono 3 proprio per risparmiare un muro, perché durante l'inverno il fatto di essere uniti ci sarà meno bisogno di riscaldare con la legna, perché c'è bisogno di socialità, perché c'è bisogno di cooperazione nel momento del bisogno, quando c'è una mucca che deve partorire per un'urgenza. Quindi in quel modo si sviluppano i borghi. Poi naturalmente arriva il bisogno della religiosità e quindi ecco nascere una piccola chiesetta. C'è bisogno di arrivare in maniera più agevole al borgo e quindi verrà costruita una strada. Poi è arrivata la scuola addirittura e poi l'osteria, quindi è un continuo allargarsi e propagarsi che fa sì che un insediamento diventa
magari anche un piccolo paesino. Abbiamo parlato poco fa del borgo di Stramare, un borgo disabitato, e quindi ritorna il tema dell'abbandono, che in montagna purtroppo, come abbiamo detto poco fa, è un qualcosa di molto presente, o lo è stato comunque fino a poco tempo fa. Sì, innanzitutto sentir parlare Mariano Lio e la sua Stramare dà proprio il peso di quanto vuol bene al suo territorio e al suo borgo. Pensare a quanto ha lavorato affinché un borgo disabitato ritornasse vivo, grazie alle varie associazioni, perché c'è il coro, ci sono le associazioni che organizzano le varie festine, ma andateci veramente, perché è un borgo assolutamente da visitare, e straordinario. Ci sono altri esempi di borghi abbandonati nelle nostre prealpi. Mi riferisco ad esempio a Borgo Piai, sopra Revine, dove c'è ancora un abitante, la Mariangela Migoni, perché tolta quella poi sparisce tutto. Anche quel borgo ricco di storia, con terrazzamenti fatti tutti a mano, col biancone locale. Ci sono le Casere Bis, che anche quello è un borghetto, poi magari la regia si fa vedere la foto e vale veramente la pena darci un'occhiata. Voi vedete queste case, queste stallette in mezzo al bosco con le piante che sono nate all'interno della cucina, una sorta di Angkor Wat alla veneta. E poi ad esempio Caloniche di sotto, Caloniche di sopra, Borgo Brigola, che sono delle borgate che hanno fatto la storia dell'alpeggio della zona del Visentin, quindi Prati del Verdil, il versante che guarda appunto il Fadalto. E viene da pensare appunto a questo abbandono, a queste persone che si sono spostate per motivi professionali, perché cercavano magari più ricchezza nelle fabbriche, e abbandonavano queste case, queste loro terre. C'è chi ha saputo valorizzare questo male scrivendolo, oppure anche chi l'ha messo nel cinema. Il regista Giuseppe Taffarel ha fatto dei cortometraggi molto belli e anche un po' patetici, che danno proprio il peso di questo aspetto che è un male della nostra montagna. Però ultimamente vedo che c'è un ritorno, così come Stramare, promosso da gente volonterosa come Mariano Lio. Spero che anche le altre località vengano rivalutate, vengano riapprezzate un'altra volta. Guardate anche ad esempio Cison di Valmarino, che è più a fondovalle, ma se andiamo indietro di qualche anno non è come la vediamo oggi è come Cortina, è bellissima quel borgo, perché c'è stata energia. E le associazioni locali puliscono i sentieri, ad esempio, e si viene voglia poi di andare a visitare quella magnifica vallata. Senta Giovanni, lei ha fatto un volo in mongolfiera sorvolando le prealpi dall'alto. Sì, è stata quasi una scommessa. Una sera mi chiamano e mi dicono: ma tu che sai fare le foto così, mi fai il servizio fotografico e ti regalo il volo in mongolfiera. Ho detto: cosa sarà questa storia? Poi mi sono reso conto veramente di che cosa si tratta, perché sembra di no, ma è emozionante. Con questo volo sono riuscito a vedere dall'alto le prealpi, quindi si vede diciamo un punto prospettico diverso rispetto a quello che siamo abituati a fare camminando. Si vede tutta la dorsale, ma si vedono soprattutto le colline subprealpine, e a questo proposito penso che qui in studio ci sia qualcuno che possa darci qualche spunto. Antonio Della Libera, che cosa si può notare dall'alto per quel che riguarda la conformazione di queste prealpi? Beh, innanzitutto si possono vedere queste rughe, queste pieghe che sono caratteristiche e sono l'espressione delle forme interne che hanno assunto le rocce. Quindi già un profano guardando dall'alto ha un'idea del corrugamento, cioè di queste rughe prodotte dalla compressione di cui abbiamo parlato prima. Il secondo aspetto, guardando dall'alto, siccome dall'alto si vedono le dorsali, è un ambiente arido, perché una caratteristica delle nostre zone è proprio la mancanza di acqua ad alta quota. E perché la mancanza di acqua? Non è che non piova, è perché queste rocce calcaree sono carsificate, in gran parte carsificate, come avviene per esempio tipicamente nel Carso triestino, quindi l'acqua penetra in profondità e quindi manca in superficie e la si ritrova nelle sorgenti di fondovalle, che sono alcune molto belle, molto caratteristiche, dalla sorgente del Meschio al Corin e a tante altre, mentre in alto appunto c'è questo ambiente arido dovuto
al carsismo, che è un fenomeno fondamentalmente chimico, cioè l'acqua, che è sempre un po' acida perché ha assorbito anidride carbonica dall'aria, corrode il carbonato di calcio, lo scioglie e quindi provoca tutto quell'insieme di cavità che di solito si sviluppano lungo le fratture della roccia, ecco, le fratture prodotte sempre dall'effetto compressione, e quindi amplia le fratture e costringe l'acqua a scendere e poi ad uscire abbondante e di solito di buonissima qualità sul fondovalle, dove sono collocate le sorgenti utilizzate in massima parte per gli acquedotti e quindi d'uso pubblico. Acqua di cui è molto ricco il nostro territorio, soprattutto nella pianura, meno ricco, appunto, abbiamo detto, nella montagna. La mancanza di acqua può essere stata una motivazione che ha fatto abbandonare, appunto, dai locali tanti borghi, come abbiamo detto? Fare l'alpeggio, anche così da ricordi miei personali, è una vita molto dura, perché a quelle quote, cioè sopra i 1000 metri, non c'è acqua e bisogna raccogliere quella dei pluviali per poter, così, per le esigenze alimentari. Per cui le nostre montagne non sono mai diventate luoghi di grande floridezza, ma sono diventate posti necessari dove la gente andava d'estate a fare il fieno per alimentare il bestiame che comunque rimaneva in fondovalle, quindi è una condizione di vita irripetibile. Oggi sarebbe improponibile che la gente ritornasse su quei luoghi e quindi oggi bisognerebbe dare una vocazione diversa, meglio organizzata a tutto il lavoro in alta montagna, che comunque non va mai abbandonato. Mariano Lio, abbiamo detto l'alpeggio è ancora in parte frequentato, che cosa possiamo dire dell'alpeggio di mezza costa? Sì, è la ricerca su cui mi sto un po' dedicando recentemente, perché quando si parla di montagne e di economia si parla di alpeggio intendendo quello delle sommità, però un tempo c'era un'economia che girava attorno alla mezza costa, quindi dalla pianura alla parte più alta della montagna si svolgeva una vita molto particolare. In quel caso, e si parla non di centinaia di anni fa, ma fino a 50 anni fa, di un equilibrio particolare fra uomo, ambiente ed animali, dove sembra assurdo, ma era quasi l'animale a dettare i tempi, nel senso che si cercava il benessere dell'animale, perché il benessere dell'animale significava produzione maggiore di latte e quindi più denaro e quindi cura dell'ambiente, e quindi l'uomo per assurdo seguiva questa esigenza, perché in primavera gli animali nelle stalle l'erba, sentono nell'aria che sta arrivando l'erba nuova e quindi automaticamente le famiglie che avevano la possibilità di spostarsi a mezza costa in seconde case si spostavano armi e bagagli con gli animali proprio per cercare l'erba nuova e naturalmente svolgendo la fienagione, coltivazione soprattutto di patate, di fagioli, e davvero la fienagione importante perché le mede che si vedono, sia quei covoni di fieno che diventano quasi poetici, adesso non se ne vedono più, erano fondamentali e venivano portati a valle prima dell'inverno per alimentare gli animali durante la stagione invernale. Quindi attualmente quando giriamo, come dicevo prima, fra i boschi e troviamo quei segni cosiddetti di antropizzazione, quindi muretti a secco, ruderi di casere, e adesso magari ci si chiede ma cosa facevano qui? Dobbiamo pensare che una volta quelle montagne erano completamente pulite, erano dedicate quasi esclusivamente al pascolo, erano veramente rasate e si svolgeva, come dicevo prima, gran parte dell'economia della pedemontana. Volevo un attimo, perché poi mi dimentico, dire che a Stramare abbiamo due gruppi che contribuiscono davvero a salvaguardare e a portare il nome di Stramare. C'è un gruppo spontaneo che si chiama Amare Stramare, il cui nome dice tutto, e poi c'è il coro di Stramare, quindi due realtà che stridono con un luogo definito abbandonato, quando invece c'è un coro che da qualche anno esiste, diretto da Elena Filini, e che sta incidendo il suo primo CD,
e sta portando il nome di Stramare in giro per il mondo, direi anche, perché poi ci sono gli emigranti che sicuramente avranno piacere di sentire le canzoni della tradizione. E il gruppo Mare Stramare, che è composto da la gente del posto, in parte villeggianti, soprattutto del veneziano e del trevigiano, che nelle occasioni di festa si mettono assieme e arredano il borgo. Noi curiamo le aiuole, mettiamo i fiori, teniamo ordine, pulizia, cose che dovrebbe fare il pubblico ma che facciamo noi volentieri. Abbiamo detto tantissime personalità, tantissimi borghi, tantissimi aspetti davvero molto interessanti che spesso non si conoscono, ma anche tante leggende che Giovanni ha avuto modo di incontrare, di studiare, di approfondire. Sì, tra i vari argomenti che sono andato ad approfondire, uno di quelli che mi piacciono di più sono le leggende popolari. Perché mi piacciono? Perché ho notato che quando c'è una leggenda popolare, anche una filastrocca, c'è sempre un qualcosa di verità alla base. Una verità che può essere qualcosa di frivolo, però può esserci anche una vicenda storica di un'invasione di popoli. Mi riferisco ad esempio alla Croda del Turco, che sono riuscito in qualche maniera a far riemergere perché se ne stava andando lentamente e desolatamente nell'oblio. Grazie ad un anziano della vallata, della zona di Soller, sono riuscito appunto a risalire a questa storiella di un turco a cavallo che sopra la roccia voleva tirare con l'arco e le frecce contro la chiesetta di Santa Giustina e demolirla. Questa ci fa sorridere, ma c'è una motivazione veramente reale alla base, che è stata quella delle invasioni turche tra il 1450 e il 1500. Turchi a cavallo guidati da un loro capo che erano veramente feroci, erano velocissimi nelle loro azioni, fulminei, scavalcarono prima l'Isonzo, poi il Tagliamento e addirittura arrivarono fino nella zona di Cordignano, dove misero a ferro fuoco il Castellat, il castello di Cordignano, anche a San Fior, e questa fobia probabilmente si è trascinata anche nella vallata, quella dei laghi. E questo aspetto quindi ha generato questa curiosa leggenda. Poi c'è anche un altro aspetto legato ai brandolini, però magari lo racconterò in un'altra occasione perché oggi vedo che i tempi stringono. Altra curiosità legata agli Unni, l'invasione di Attila, il Col di Attila. Se voi guardate la pianura che c'è tra Fara di Soligo e Sernalia della Battaglia, la tranquillità della pianura è rotta da questa piccola collinetta panciuta che fuoriesce dall'orizzonte. È il Col di Attila e secondo la tradizione custodisce il corpo e il tesoro del celebre condottiero. Anche qui ricerche storiche, se noi andiamo a vedere, c'è stata l'invasione prima a Trieste, poi a Oderzo, probabilmente nel suo trasferirsi verso le terre magiare è passato anche nelle zone della Pedemontana, tant'è che a Arfanta c'è la famosa leggenda della regina Todosia o Todosia, una statuetta d'oro custodita in un anfratto per salvarla dall'invasione degli Unni. Così come anche a Revine c'è un personaggio cattivo chiamato Attilaz, cose storiche che oggi non conoscono magari più nessuno. E poi di recente abbiamo scoperta la leggenda del forziere austro-ungarico, è Il così? forziere austro-ungarico è stata tutta una storiella, perché quando scendevo dei sentieri del Verdil, quelli che da Faverghera vanno verso il Fadalto, mi imbattevo appunto nei borghi di Calonica di sopra e Borgo Brigola. Mi chiedevo se Borgo Calonica di Sotto e Calonica di Sopra hanno avuto una spiegazione storica abbastanza soddisfacente. Di Brigola non c'era nulla, nessun libro ne parlava. Sono andato alla ricerca, ho conosciuto un personaggetto che si chiama Orlando Beltramin, che saluto se mi vede, il quale mi ha raccontato prima la storia di questi borghi dove lui ha avuto la sua infanzia, ma poi a un certo punto mi dice: Carraro, ma sai che quel borghetto lì nasce da un tesoro austriaco? E com'è sta storia? Sì, durante l'invasione austriaca le guarnigioni di soldati erano solite passare per l'antica strada regia e persero questo forziere pieno di soldi. Erano dei forzieri che servivano per far passare... Li stiamo anche vedendo. Eccolo lì, per far passare, per far transitare i valori tra Venezia e Vienna, e il fatto sta che l'hanno perso. Lui, questo suo bisnonno, quindi a quinto livello, un certo Tona Tonei Balbinot, lo ha ritrovato e con quei soldi ha comprato le terre migliori, tra l'altro sopra una collina morenica, ce lo dirà poi il geologo, in cima al Fadalto. Ha comprato i terreni dai De Mori e dai Marson, delle celebri famiglie di Vittorio Veneto,
Veneto, e si è costruito il borgo. Questo sembrava una leggenda, l'ho scritto all'interno del prossimo libro come leggenda, ma a un certo punto salta fuori una curiosità. Mentre ero al lavoro, un mio collaboratore mi dice: ma guarda che io ho sempre sentito parlare di questo forziere, tra l'altro Balbinotto anche lui, che è parente alla lontana. E lo ha mia sorella. Insomma, ho messo in moto la macchina, sono andato giù a Oderzo, ho trovato il forziere con i segni di effrazione, come spiegava l'anziano, e lì è nata questa leggenda che alla fine è una verità. Quindi insomma ha scoperto anche questa particolarità. Antonio Della Libera, abbiamo nominato la Valle del Fadalto. Che peculiarità ha invece dal punto di vista morfologico questa valle? La prima cosa che si osserva guardando una carta geografica è che la Valle del Fadalto, o meglio Valle Apesina, è la diretta continuazione della Valle del Cadore e poi prosegue nella Valle del Soligo. Quindi questo è un solco antichissimo, quindi impostato su una situazione geologica favorevole alla formazione del solco, che comincia in Cadore, prosegue attraverso la Valle Apesina e finisce nella Valle del Soligo. Si può dire che quello fosse l'antico percorso del Piave, sicuramente delle acque e ancora più sicuramente del ghiacciaio del Piave, che ha lasciato testimonianze molto forti nella sua ultima fase, risalente a meno di 20.000 anni fa, quando il ghiacciaio percorreva tutta la valle. A Fadalto arrivava fino a 800 metri di altezza, e a Porta Cadore, prima di Vittorio, si divideva in due rami. Uno proseguiva verso la Valle del Soligo, arrivando fino a Gai, alle porte di Follina, l'altro scavalcava le colline di Serravalle e riversava il ghiaccio fino a sud di Vittorio Veneto, e una volta che il ghiaccio si scioglie, il materiale depositato dal ghiacciaio formò l'arco morenico di Columberto, Castel Roganzuolo. Insomma, quella è la sua peculiarità. Però è successo un fatto importante: quando il ghiacciaio ha cominciato a sciogliersi e quindi a scendere, a diminuire, a sgonfiarsi, nella zona del Fadalto è scesa una grossa frana, la frana del Fadalto, dal versante del Cansiglio, quindi dal versante est. Altre frane però sono scese anche più a valle, a Nove, eccetera. È importante la frana di Fadalto perché ha sbarrato definitivamente il percorso delle acque di scioglimento del ghiacciaio e ha determinato la formazione del lago di Santa Croce, per cui oggi le acque dell'Alpago, anziché proseguire verso Vittorio Veneto, devono far marcia indietro e spostarsi verso Ponte nelle Alpi e convergere poi in quello che era il vecchio percorso del Cordevole. Mariano Lio, quante espressioni dialettali possiamo contare in questi territori? Allora, è un argomento veramente ampio. Abbiamo solo qualche secondo. Abbiamo dei secondi, guarda, però ce lo racconti. Voglio usare un'espressione a opera de Rodol, che è difficile anche da tradurre, vuol dire con l'intervento a rotazione delle famiglie. Questa era una specie di forma di solidarietà locale, nel senso che al momento del bisogno di una famiglia, perché un figlio impegnato durante il servizio militare o perché era morto il marito o perché c'era bisogno di eseguire un lavoro importante, le famiglie mettevano a disposizione una persona, ogni famiglia metteva a disposizione una persona che sarebbe intervenuta per risolvere il problema di una famiglia, sapendo che quel fatto sarebbe stato un'esigenza reciproca e quindi una forma di solidarietà veramente curiosa. Chissà se sono andati tutti persi queste espressioni dialettali. Io siamo in chiusura, ringrazio di cuore Giovanni Carraro, Mariano Lio e Antonio Della Libera di essere stati con noi a ore 13 a Benveneto. Grazie davvero, grazie a tutti i telespettatori per averci seguito, arrivederci alla prossima puntata. Regione del Veneto, tra la terra e il cielo.